Oh, eccoci in studio, buonasera. Con me Ernesto Magorno, senatore Ernesto Magorno, ha già strappato la tessera del PD, no? Buonasera, sì, le tessere non si strappano. Vabbè, l'ha conservata, l'ha messa da parte in un cassetto, quella dei ricordi. L'abbiamo messa nel cassetto delle tante tappe politiche che ho percorso nella stagione politica della mia vita. In quest'ultima stagione politica della mia vita ho messo in un cassetto importante la tessera del Partito Democratico, così come conservo l'ultima tessera del Partito Socialista. Quindi, voglio dire, vabbè, questo le ha dato però tante soddisfazioni l'appartenenza al PD, no? Ha fatto pure il segretario regionale, insomma, no? Assolutamente sì. È stato eletto 2 legislature, insomma. Ho fatto un percorso importante che è diventato ancora più importante quando è arrivato nella mia città Matteo Renzi. Io nel Partito Democratico sono arrivato dopo aver fatto un percorso che parte dalla mia prima tessera alla Federazione Giovanile dei Socialisti Italiani nel 1975, che allora quando si aveva 14 anni si aderiva alle federazioni giovanili. Poi sono entrato all'età di 16 anni nel Partito Socialista, ho militato nel Partito Socialista fino al 1992 e poi ho fatto l'adesione al PDS, ai DS e infine al Partito Democratico, facendo un lungo percorso dove ho speso gran parte della parte più bella della mia vita, un impegno di militanza, di dirigente politico, sia nel PDS che nei DS e poi nel Partito Democratico. Sono stato eletto consigliere provinciale 3 volte, sindaco 2 volte, ora per la terza volta, e poi dopo aver incontrato Matteo Renzi, che in quel momento ha dato valore ai sindaci e ai territori, io ho avuto la possibilità di esprimere anche, diciamo, la mia energia come parlamentare della Repubblica. Senta, non si è fatto molti amici all'interno del Partito Democratico Calabrese però, eh? Beh, come non se ne è fatte Renzi amici all'interno del Partito Democratico Nazionale. Guardi direttore, io ho vissuto diciamo, con convincimento l'adesione al PDS. Venivo da un grande partito democratico e riformista e ho scelto di andare nel Partito Democratico, mentre la gran parte dei socialisti italiani e anche un pezzo importante dei socialisti calabresi sceglieva di andare con Forza Italia, con Berlusconi. Io ho scelto di rimanere a sinistra, ma nel PDS, nei DS e anche nel PD non è stato facile trovare diritto di cittadinanza. Quindi ha sofferto questa cosa? Assolutamente sì, tenga conto che io per 3 volte sono stato consigliere provinciale e non sono mai diventato assessore per esempio. Però ha fatto il segretario regionale, assolutamente, quindi ha avuto il partito in mano. Ho fatto il segretario regionale nella stagione del PD di Renzi, sono contento di aver fatto questo pezzo di strada anche in Calabria, dove il rimpianto è soprattutto per i militanti. Poi non ha mai fatto riunioni, che succede? Non mai riuniva il direttivo? Ci sono migliaia e migliaia di uomini e di donne che hanno aderito sempre al Partito Democratico e sono ancora nel Partito Democratico, che hanno dato a noi tutti, non solo a me, una grande opportunità, che è quello di averli rappresentati. Nel Partito Democratico gli organismi, guardi, in quello nazionale e in quello periferico, in quelli regionali come in quelli provinciali, sono il frutto delle correnti. E sono le correnti che determinano le decisioni all'interno di questo partito, ma non le determinano come le correnti di un tempo, che mettevano in campo strategie. Me ne ricordo una per tutte, ormai insomma sono nella terza fase della mia vita e anche in quella della mia vita politica. Nel 1976 avevo 15 anni, ma nel Partito Socialista il congresso del Midas dà la segreteria nazionale al Craxi perché c'è uno scontro ideologico all'interno del Partito Socialista. De Martino ritiene che il Partito Socialista ha come dire, compiuto la sua funzione storica e pensa che il Partito Comunista debba essere la casa anche dei riformisti italiani. Su questa battaglia c'è il Midas, su questa battaglia c'è il congresso del Partito Socialista, ma sui contenuti, non su che deve fare il segretario regionale o il candidato alla presidenza della giunta regionale, piuttosto che invece ricoprire la carica del condominio del PD dell'ultimo paese della nostra regione. Il PD oggi è questo. Ma lo era anche prima, però. Lo era anche prima quando lei faceva il segretario. Lo era anche prima, io penso, sono cambiate le cose. Io non nascondo dietro un dito, credo che Matteo questa scelta, se l'avesse fatta prima, sarebbe stato meglio per questa parte
politica che si ritrova in lui, ma anche per il Paese. Sì, però voglio dire, se il PD è arrivato ai minimi storici anche in Calabria, voglio dire, un po' di responsabilità è anche sua. Guardi, la mia responsabilità è quella di aver vinto sempre. Io ho vinto 3 volte con numeri eccellenti quando mi sono candidato alla provincia, 3 volte da sindaco. Ho vinto le parlamentari, forse qualche voto mi è stato sottratto. Sono stato nominato senatore, come sono stati nominati tutti i parlamentari nell'ultima legislatura. Loro hanno perso sempre e hanno trovato l'alibi di Magorno per perdere. Ricordo una vicenda che lei tra l'altro conosce bene, conosce anche la sua emittente, che è quella di Perugini a Cosenza. Occhiuto nasce quando il centro-sinistra, il PD, il DS, cos'erano allora, si dividono e una parte sostiene Paolino, un'altra parte sostiene l'uscente Perugini e in quel momento decretano la nascita di Occhiuto. Bene, la sconfitta di Guccione sta in quella storia e in quella divisione. Ma è passato così tanto come, tempo certo, di Guccione, lì avete scelto poi uno degli attuali consiglieri di Renzi. Quella storia, no? Quella divisione porta all'indebolimento in città di un partito che certamente non può essere imputato a Magorno, che ha sempre vinto. A Cosenza ci sono parlamentari, consiglieri regionali, presidente della regione, presidente della provincia. Imputare a Magorno la sconfitta a Cosenza mi sembra riduttivo, perché Magorno a Diamante ha vinto. Questa è la differenza. A Catanzaro io ho messo in campo Ciconte, che sembrava essere una candidatura accolta bene da tutti. I maggiorenti del Partito Democratico, ecco direttore, i capi corrente, hanno votato per altri e non per Ciconte. Alla Mezia c'era un senatore della Repubblica, alcuni consiglieri regionali. È stato facile trovare diciamo così, il cireneo che ha portato la croce in questi anni. La verità è che in questi anni la classe dirigente del Partito Democratico è talmente stata sconfitta che stenta anche ora a trovare una sintesi di proposte, direttore. Il problema non era Magorno, il problema era che nel sistema correntizio del Partito Democratico, e non solo regionale, sarebbe ingeneroso imputare al Partito Democratico il sistema calabrese, il sistema correntizio. Diciamo la verità, è un problema più generale con il quale il Partito Democratico deve fare i conti, ma questa pagina del Partito Democratico è una bella pagina che mi appartiene, ma che riguarda il passato. Però. Ma è una pagina però che ha, come dire, relegato il Partito Democratico in un posticino non edificante per storia, tradizione, cultura politica, perché anche nelle ultime elezioni il PD ne esce sempre malconcio, segno evidente che paga la conflittualità che c'è stata all'interno della classe dirigente. Insomma, sono d'accordo con lei, è uscito malconcio in tutto il Mezzogiorno d'Italia, le percentuali del Partito Democratico calabrese non erano certamente le peggiori, ma non è stato un risultato come dire, brillante, è stato un risultato assolutamente negativo con il quale il Partito Democratico a mio avviso deve fare i conti. E lei ha avuto l'abilità a un certo punto, no, di trovarsi tutti contro, perché l'hanno indicato come il responsabile numero 1 del fallimento del partito in Calabria. Se la senti addosso questa cosa? Ma io mi sento un pezzo della mia responsabilità. Nelle interviste fatte nel corso di questi mesi mi sono sempre assunto la mia responsabilità. Guardi, ci sono 2 questioni. Uno, io non appartengo alla lobby delle grandi famiglie e delle grandi famiglie politiche. È difficile accettare che un piccolo dirigente di un piccolo comune, anche se grande per fama, notorietà, come Diamante, possa raggiungere gli obiettivi e le cime che ho raggiunto io. Quindi questa è la prima questione vera. Lei immagini se uno che arriva da Diamante, da una famiglia normale di militanti politici, possa essere come dire, sentito alla pari da chi negli ultimi 50 anni, 60 anni ha determinato i processi politici nella nostra regione. E questo è il primo punto che io ho individuato. Io sono una persona semplice, non appartengo a nessun'altra parrocchia se non a quella
del partito al quale sono stato iscritto è all'Azione Cattolica, non ci sono altri circoli o associazioni che io ho mai frequentato nella mia vita, per scelta. Sono una persona umile che sta con le persone umili, amo dire da sindaco nuovo, io amo stare con i poveri, non con i ricchi. Quindi questo è un primo punto che io ho avvertito, diciamola così, è una questione di classe probabilmente, perché guardi, le questioni di classe non sono quelle che appartengono al secolo scorso o a 2 secoli fa, quelle dei ceti sociali. Il ceto politico è un ceto importante che rivendica e cerca di conservare una sua capacità di decidere, e io non ero una parte di quel ceto politico, questo è chiaro. L'altra parte è che in un momento difficile per il Partito Democratico nel Mezzogiorno io ho avuto la stessa esperienza che hanno avuto gli altri segretari regionali, penso a Davide Faraone. Davide è stato addirittura cacciato dalla Commissione Nazionale di Garanzia quando era ancora nel Partito Democratico, o alla vicenda del Partito Democratico campano. Quando c'è, come dire, una struttura correntizia così forte è difficile mantenere l'unità del Partito Democratico. E io non ho saputo fare questo, avere la capacità di mantenere unito il Partito Democratico e soprattutto avere la capacità di contrastare quelli che erano i poteri forti, lo dico in maniera i poteri forti in senso politico, non in senso negativo, non in senso degenerante. Non ho saputo contrastare i poteri forti che c'erano nel Partito Democratico calabrese. Certamente, però lei tenga conto che quando io ero segretario regionale c'erano ministri, c'erano sottosegretari importanti che hanno svolto una funzione nel Partito Democratico, quindi è semplice oggi mettere la croce sul cireneo di turno, ma è molto facile leggere quello che è accaduto in questi anni. L'unico che non aveva potere in termini concreti era il segretario regionale, gli altri c'era il presidente della giunta regionale, gli assessori, il ministro, il sottosegretario, ma di fatto i partiti non hanno più quella struttura che avevano nel secolo scorso, per cui è molto semplice dire il commissario Scura non l'ha mandato via Magorno quando c'erano uomini di governo importanti che non sono stati capaci di mandare via il commissario Scura. Se ci dobbiamo confrontare sulla storia di questi 5 anni nel Partito Democratico, ma le ripeto, direttore, tutto ciò appartiene al passato. Un'ultima cosa le voglio chiedere. Vorrei guardare al presente. Bisognerebbe che tutti i protagonisti forti, importanti di questi 5 anni, che erano tutti renziani, fino a quando Renzi è stato segretario nazionale del partito, hanno avuto un pezzo di responsabilità insieme a Magorno. Questo credo che sia giusto per il futuro del Partito Democratico calabrese, che venga affrontata la questione delle responsabilità. Io per parte mia l'ho fatto, ho fatto il mea culpa, ho detto che bisognava andare in una direzione diversa. Ora penso che il Partito Democratico nella sua autonomia, senza Magorno, possa affrontare meglio il suo futuro. Solo un passaggio rispetto al passato, quindi lei è rimasto prigioniero delle correnti, però era un segretario regionale che aveva un rapporto diretto, no? Con il segretario nazionale, quindi poteva intervenire come... E sono sempre intervenuto, non solo nella vicenda politica. Io le ricordo che Renzi ha consentito le primarie in Calabria, quando io ero segretario regionale, e che Renzi, da Presidente del Consiglio, è stato un interlocutore mediato da Magorno, ma anche diretto del governo regionale, su una serie di questioni, ne cito 2 per tutte: l'autostrada, la prima, e la seconda è quella di aver dato diritto di cittadinanza nel mondo del lavoro. Vado a guardare i comunicati stampa dei gruppi parlamentari ben più nutriti di ora del Partito Democratico rispetto a questa vicenda. Gli LSU e gli LPO diventano non soggetti da assistere, ma lavoratori con il governo Renzi prima e con il governo Gentiloni dopo. Quindi c'è stata una forte mediazione ed un forte, certo, insomma, la stabilizzazione, certo. No, è iniziata la stabilizzazione, deve continuare. Io mi auguro che questo governo non guardi alla Calabria
solo come una regione da assistere, ma come una regione da sostenere. Ma perché non ha battuto i pugni sul tavolo quando si rendeva conto che c'erano troppe correnti che distraevano dal percorso immaginato dal partito? Perché non ha cominciato a dire tu state un po' creando problemi all'interno della... Ma perché il Partito Democratico, come lei dice, come abbiamo detto, è il partito delle correnti ed è un partito dei partiti nel partito, dove l'autorità del segretario regionale o comunque anche... Quindi non conta nulla il segretario regionale? Ma intanto io lo dico per il futuro segretario regionale quando saranno in grado di eleggerlo in Calabria. Il segretario regionale non si occupa dell'organizzazione politica, perché dell'organizzazione politica se ne occupano i segretari provinciali. Il segretario regionale si occupa della linea politica del partito e del rapporto tra il partito regionale e quando si governa e il governo regionale e il governo nazionale e il partito nazionale. In questo credo che io sia stato un buon segretario regionale. Dopodiché in un partito frammentato è evidente che la linea politica, che poi è la linea di governo, non può essere imputata al solo segretario regionale. Certo, se bisogna imputare a Magorno se il governo regionale è andato bene o è andato male, io lo dico a chi mi ascolta, insomma, la valutazione è la valutazione dei cittadini calabresi e anche degli iscritti al PD. E qual è la sua valutazione? La mia valutazione la conoscono tutti, io non voglio più entrare nel merito di scelte che non riguardano me, ma riguardano il Partito Democratico. Io credo che è arrivato il momento di fare un radicale rinnovamento nella nostra regione. Io non voglio dare giudizi, perché non spetta a me dare giudizi in una scelta che non mi riguarda, ma non cambio idea. A mio avviso la Calabria ha bisogno di un radicale rinnovamento. E anche il non aver centrato gli obiettivi non può essere imputato solo al Presidente Oliveri. Deve essere imputato a tutti noi e soprattutto a chi è stato parte del governo di Oliveri. È troppo semplice dire mettere la croce su Oliveri. Gli altri dove sono stati in questi anni? Tutta la classe dirigente che ha governato la Regione Calabria. Mi pare che ci sia una responsabilità collettiva in tutto questo. Ecco perché ci vuole un radicale rinnovamento rispetto alle prossime elezioni regionali. Perché Italia Viva? Bah, intanto perché di questo paese è una mia interpretazione, non è l'interpretazione che ne può dare Matteo. Viviamo sempre fasi di pessimismo. Beh, allora diciamo intanto agli italiani che questa Italia è un'Italia viva, che è un'Italia pronta a rilanciare, che è un'Italia positiva, che è un'Italia che guarda al futuro, guarda ai giovani, guarda alle donne, guarda a chi non ha avuto diritto di cittadinanza nel mondo delle istituzioni. Vabbè, un nuovo partito democratico, cos'è? Ma io non lo definisco un nuovo partito democratico, il partito democratico bis non ha centrato l'obiettivo. Se Matteo avesse in testa di fare il partito democratico bis commetterebbe un grande errore. Se lei ha letto l'intervista ieri a 3 quotidiani importanti, lei si rende conto che il programma, il progetto non è quello di un partito democratico bis, è un partito che parla a tutti. Come deve parlare un grande partito moderno, democratico sì, e riformista, che guarda all'Europa come una patria certa alla quale bisogna approdare, perché in Europa soprattutto un pezzo di questo paese, ma anche un pezzo d'Europa non è ancora approdata. Però convenga con me, è una bella furbata. Prima si fa l'accordo PD 5 Stelle, si fa, incassa sottosegretari, incassa rappresentanti importanti, qualche ministro e poi fa il passaggio. Ma intanto bisogna riconoscere a Renzi che se non avesse avuto il coraggio di difendere una prospettiva istituzionale per dar vita a un governo non accettando il ricatto delle elezioni anticipate di Salvini, noi oggi saremmo nelle mani di Salvini, completamente nelle mani di Salvini. Però il governo oggi è nelle mani di Renzi. Con tutto quello che questo può accadere, non mi pare che oggi è nelle mani di Renzi. È in mano di Renzi, perché è nelle mani di una coalizione nella quale certamente Renzi ha un suo peso, ma se Renzi avesse voluto avere un potere di interdizione sarebbe rimasto dentro il Partito Democratico. Renzi invece oggi fa un'operazione. Lui ha dichiarato: io non sto con i miei carnefici,
Ha ragione, come io non posso quindi... stare con i miei carnefici in Calabria, mi pare che dice delle cose giuste, ma se noi guardiamo alla storia degli anni in cui Renzi è stato Presidente del Consiglio e Segretario Nazionale del Partito, ma non c'è stata una delle innovazioni che ha messo in campo Renzi che non è stata contestata all'interno dello stesso partito, il Job Act. Basta vedere chi è stato indicato nel Partito Democratico a occuparsi dei temi del lavoro, un vero oppositore del Job Act. È chiaro che si è messo Renzi nella condizione di essere messo all'angolo, siccome secondo me Renzi rappresenta una prospettiva per il nostro futuro, per il futuro del nostro Paese, soprattutto del Mezzogiorno d'Italia. Credo che abbia fatto bene a fare questa scelta di mettere in campo un movimento politico, un'organizzazione politica, non lo so, ma certo un punto, un posto dove non ci siano più le correnti, ma dove ci siano uomini e donne che dibattino e mettono in campo progetti. Questo è il punto vero. Il PD è stato un fallimento anche per noi che siamo rimasti. In Calabria non è mai nato, assolutamente detto, così, no? ma è stato un fallimento, allora? Perché è un luogo dove si scontrano le correnti e non è un luogo dove invece si scontrano le idee che possono anche essere contrapposte. La Democrazia Cristiana, io l'ho rivalutata in questi anni perché ho avuto un amico, l'onorevole Battaglia, con il quale ho passato tutte le sere della passata legislatura, che mi ha fatto conoscere la Democrazia Cristiana attraverso i suoi racconti. Era forse anche meglio del Partito Socialista un luogo dove si incontravano culture assolutamente differenti e diverse, anche di provenienza sociale assolutamente differenti e diverse, ma avevano la capacità di trovare una sintesi per la proposta e il progetto che facevano al Paese. Il PD è un luogo invece dove si litiga per chi deve essere candidato. Oggi è facile parlare, no, non c'è più nel PD e quindi oggi, no, è un'esperienza, voglio dire, queste cose di cui mi faccio carico, di cui sono stato uomo di corrente anch'io. Quindi, senta, mi dica una cosa, dal punto di vista proprio il partito è in campo, ancora non è nato ufficialmente, nel senso che sì, c'è il partito, però il progetto politico verrà illustrato a Firenze, alla Leopolda, però ci sono le elezioni regionali. Lei cosa sta facendo? Campagne acquisti adesso qui in Calabria? No, noi guardiamo con assoluta attenzione a quello che faranno in Calabria le forze di centro-sinistra, stiamo osservando quello che è accaduto in Umbria, quindi vedremo quello che decideranno di fare in Calabria. Noi non parteciperemo alle elezioni regionali, per cui siamo sereni da questo punto di vista. Appoggiate il candidato? Vedremo quello che metteranno in campo i partiti che muoverete all'interno del centro-sinistra. Vedremo quello che metteranno in campo e quindi poi mi pare che l'orientamento potrebbe essere quello di fare quello che ha detto Matteo per l'Umbria e per l'Emilia Romagna. Io ho letto con attenzione quello che ha scritto e ha detto che se lui fosse cittadino emiliano o umbro voterebbe per Bonaccino o per il candidato che ha messo in campo il centro-sinistra, quindi vediamo quello che accade in Calabria, ma non abbiamo l'ansia delle elezioni regionali perché il progetto che mette in campo Renzi è un progetto che guarda alle prossime elezioni politiche. Quindi non necessariamente una forza che sia nel centro-sinistra, non necessariamente. No, noi guardiamo al centro-sinistra, credo che non saremo in campo con delle liste nostre, poi voteremo candidati che riterremo più opportuno votare. Chiederete qualche posto in lista? Assolutamente no, non abbiamo bisogno di chiedere posti. Ho molto apprezzato l'intervista fatta dal giovane sindaco di Aprigliano che scende in campo e fa una scelta coraggiosa e dice io non devo essere candidato alle elezioni regionali. Le faccio dei nomi, Biancarende ormai? Assolutamente sì. Stefania Covello? Sì. La Sculco che è consigliere regionale? Non ho notizie della Sculco, io non ho mai parlato con la Sculco, non mi risulta che abbia parlato con alcuni che poi hanno parlato con me, quindi non altre adesioni ce le hai? Ci sono tante adesioni, tanti sindaci, tanti giovani amministratori. Guardi, siamo alle conclusioni. Ma così in Calabria una vendetta contro il PD? Siamo alle conclusioni. Mi dica, una vendetta contro il PD? Subito, la mia è una scelta libera per una ragione fondamentale. Lei sa che io sono diventato da poco sindaco di Diamante e questa è un'avventura che mi è piovuta addosso per la vicenda che riguarda il compianto Ernesto Caselli, che doveva essere candidato di questa coalizione ampia
dove ci sono anche ragazzi che hanno votato 5 Stelle, gente che viene dal centro, insomma da Forza Italia, quindi una coalizione ampia, quella di Diamante. Un modello, secondo me, di buon governo sarà questo di Diamante. Ma io avevo già deciso di ritirarmi dalla vita politica. E perché questa scelta è ancora più libera? Proprio perché io non sono un'ipoteca per il futuro di questo movimento nella mia regione. Ho deciso alla fine di questa legislatura e alla fine della consigliatura di sindaco di ritirarmi dall'attività politica perché ho un obiettivo ben più importante da compiere in quello che resterà della mia vita, che è quello di crescere mia figlia, perché ho una figlia di 2 anni che per me è il bene più prezioso, e questo mi rende più libero di difendere questa scelta, di guardare in maniera critica a quello che è stato il mio passato politico e di guardare con maggiore serenità a quello che sarà il futuro della mia non lunga attività politica. Perché guarda, se Italia Viva è un posto dove i parlamentari, le prime file, immaginano di mettere ipoteche, per Renzi questo costituirà un danno. Se Italia Viva invece è quel luogo dove chi come me, che ha avuto una straordinaria avventura politica nella sua vita, mette a disposizione di questa grande organizzazione politica che sta nascendo e del proprio territorio la propria esperienza, la saggezza che arriva anche quando si va avanti nell'età, allora noi avremo compiuto una buona azione politica. Quindi io a questa vicenda guardo con grande serenità, che è l'ultimo tratto, perché non ho l'ansia del consenso, né come sindaco e né come senatore della Repubblica. Ho soltanto la voglia di dare una mano a ragazzi come Alessandro Porco, Rosario Bressi, Davide Laurea, Nicoletti, Daniela, tanti altri ragazzi della mia provincia e di tante altre province che hanno creduto in questo progetto nel 2011, che sono stati insieme a noi fino ad ora e che devono essere loro il futuro di questa grande organizzazione politica. Io non sono entrato in Italia Viva per difendere lo scranno al Senato, sarebbe stato più facile difenderlo rimanendo nel Partito Democratico. Ero il leader di una delle componenti più importanti del Partito Democratico italiano e calabrese della mia regione. Ho scelto di andare con Renzi, così come ho fatto con coraggio quando da solo l'ho fatto nel 2011. Senta, ci sono consiglieri regionali che magari si sono fatti sentire dicendo che sarebbero interessati ad un passaggio, no? Ma guardi, lei ha i numeri di telefono e conosce tutti i consiglieri regionali perché sono passati tutti qui da lei. Credo che sia più giusto. No, ma io voglio solo io le propongo invece una cosa, faccia un giro con la sua televisione dei consiglieri regionali che ritiene che più... Ma accorciamo i tempi, voglio dire, qualcuno si è fatto sentire? No, non ho parlato con nessun consigliere regionale, ma non ci crederà nessuno però. Nessuno? Io le rispondo così, ma nessuno crederà a questa cosa. Nemmeno io non credo a questa cosa che lei mi dice, cioè non è possibile. Però mi pare giusto... che siano loro a dirlo. Certo, se ci sono valutazioni... C'è una valutazione in corso? Credo che... Ci sono valutazioni in corso? No, non credo che ci siano valutazioni in corso. Sì, perché se non vi presentate alle elezioni, cioè chi si va? Perché vi ho chiesto di fare la mia prima intervista con lei, perché lei ha acume politico. Chi si va a schierare? Sì, ma è così, credo che così... Però se Renzi dovesse decidere a un certo punto di mettere in campo una lista... Non credo che lo farà, e fa bene ma esclude questa cosa? Io credo che non lo farà, perché credo che questo partito che nasce non possa essere un Dax. E se facesse un'operazione del genere potrebbe diventare un Dax per molti che, avendo consensi, potrebbero utilizzare Italia Viva per consolidare la loro posizione. Italia Viva è un progetto. Chi ci crede, come ci ho creduto io, che ha deciso di ritirarsi dall'attività politica. Guardi, ci vuole coraggio a dire una cosa del genere, perché poi arriva la scadenza di un mandato
e devi essere conseguenziale. E poi deve essere conseguenziale. Quindi io quando non sono uno che dice non mi ricandiderò mai più e poi mi ricandido. Renzi lo ha fatto però. Renzi ha detto io esco dalla politica, se perdo non faccio più politica. Renzi non ha detto mai questo, ha detto mi dimetto da Presidente del Consiglio ed è l'unico Presidente del Consiglio che si è dimesso veramente ed è l'unico segretario nazionale che si è dimesso veramente, gli altri hanno fatto chiacchiere, Renzi ha fatto i fatti. Io credo che anche nel sud, anche in Calabria, per il futuro delle prossime elezioni regionali, molti dovrebbero fare tanti passi indietro, perché sono arrivate le loro scadenze, hanno avuto tanto dalla storia politica, un passo indietro responsabile può servire a non dare la regione nelle mani del centro-destra. Quindi senta, appuntamento per capire bene come funziona questa Italia Viva dopo le elezioni, diciamo, perché a livello regionale non vi muoverete, lei dice non ci muoviamo, non facciamo campagna elettorale. Vedremo, sosterremo i candidati non che riterremo più opportuni. Sulla base di che cosa poi sceglierete i candidati? Della credibilità cioè della vicinanza ad una possibile... Vediamo, decideremo alla Leopolda. Qualcuno che insomma butta il cappello e dice che sa se poi... Alla Leopolda decideremo cosa fare, ma mi pare che leggendo l'intervista di ieri di Renzi e avendo ascoltato le cose che ha detto, mi pare chiaro che noi sosterremo i candidati del centro-sinistra, ma non parteciperemo alle prossime elezioni regionali con nostre liste. Senza impegno, si sostiene così, tanto per... No, si sostiene. Sì, cioè, voglio dire, si sostiene se il PD va male è tutto riguadagnato per Italia Viva. Io non credo che se il PD va male è un fatto positivo per il Paese o per la mia regione. No, per Italia Viva. Non ci sentiamo non siete in competizione. Non siamo in competizione con il PD, assolutamente. Non è possibile. Noi credo che gli ultimi sondaggi lo dimostrano, quelli del 6,4% di Sole 24 Ore di ieri. Noi conquistiamo un pezzo del centro che può anche rafforzare il governo alla Camera e al Senato, quindi siamo un fattore di stabilità, non di destabilizzazione. Quindi non ci sentiamo affatto in antagonismo con il Partito Democratico. È evidente che tante energie che erano arrivate al Partito Democratico, Alessandro Porco è uno per tutti, che sono arrivati con Renzi nel Partito Democratico, è evidente che seguono questo progetto in linea con quello che era stato la loro adesione ai comitati di allora, che erano i comitati adesso Renzi. Senta, se dovesse esserci Oliverio candidato, lei lo voterà? Ma non mi pare che il centro-sinistra vada in questa direzione. Ho già detto con chiarezza che il centro-sinistra deve completamente rinnovarsi. È evidente che deve rinnovarsi anche nella figura del candidato. Ma se dovesse esserci lei? Ho già risposto. Io non ritengo che possa essere il candidato giusto per la coalizione di centro-sinistra. Grazie Ernesto Magorno, torneremo a parlare. E con lui tutti quelli che sono stati responsabili del governo non voterà nessun consigliere regionale di quelli gli uscenti? Io credo che c'è una responsabilità collettiva, a cominciare dalle giunte, credo che c'è una responsabilità collettiva con la quale bisogna fare i conti. Grazie Ernesto Magorno, noi ci vediamo domani, arrivederci.